Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette, accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Valle, Calmesson, svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati, collezione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Anche di martedì, Davide, ciao, come stai? Buongiorno Ci siamo tutti, con l'agenda per fare il punto su tutto lo sport che ci riguarda, no? Della provincia friulana, per allargare un po', no? L'ho presa molto larga, ma per far capire che comunque molto incartato parliamo di tutto qua dentro, ma soprattutto parliamo di tutto, anche, quindi anche geopolitica. Se vuoi, guarda, con te, Davide, con te, no, proprio se io, vuoi, proprio con per parlare te, di dazi sono una persona. Parliamo anche di geopolitica, no, parliamo di Udinese, ovviamente l'argomento principale, come sappiamo, ogni giornata l'Udinese ci impegna, no? Con sempre dei temi nuovi, no? Oggi parleremo di campo, ma anche un po' di extracampo. Partiamo ovviamente dal campo, sconfitta a due volti, no? Quella contro l'Inter, un Udinese tanto brutta e quanto dormiente nel primo tempo e tanto creatrice di rammarico, mi permette di aggiungere, nel secondo, perché per come è andata a finire si poteva fare molto di più. Si riparte per preparare subito la prossima partita, perché venerdì si gioca al Ferraris contro il Genoa, quindi veramente una settimana molto corta anche dal punto di vista degli allenamenti per Costa Runjic e il suo staff tecnico. Runjic che non avrà a disposizione Zemura, notizia di ieri, no? Ha sostenuto gli esami strumentali e ha rimediato un trauma distrattivo al gemello mediale del polpaccio destro. E l'altro grande punto di domanda è: ci sarà o no Florian Thauvin? No, perché è un po' quello il discorso, no? Si è sentita l'assenza di Thauvin contro il Verona, si è sentita l'assenza di Thauvin contro l'Inter. È chiaro che non averlo anche col Genoa rischia di diventare un Udinese Thauvin dipendente. Ed è un po' questo discorso che facevamo ogni volta che Thauvin non riusciva a dare il 100%, no? Quali sono un po' le sensazioni sul francese? Allora, non me ne voglia Zemura, che è un giocatore sicuramente con mezzi interessanti, ma è alla seconda stagione in cui ci dimostra solo per un breve tratto dell'annata e poi finisce un po' fuori dai radar, tant'è che contro l'Inter effettivamente il fatto che non fosse possibile utilizzarlo non è stato un fattore determinante. Non ha stravolto. No, ed è un peccato, perché comunque lì sulla sinistra, secondo me, tra Zemura e Camarà, quello che ha un futuro anche solo per motivi anagrafici è Zemura. Però è già la seconda stagione che è con noi e che non riesce a incidere particolarmente. Chiusa la parentesi Zemura, è chiaro che poi l'assenza che spicca un po' di più è quella di Thauvin. Secondo me ha inciso realmente la sua assenza contro il Verona. Contro l'Inter, Thauvin o non Thauvin, approcciando la gara in quel modo, poteva anche esserci Florian, ma non so quanto cambiava, perché No, mi è parso proprio una squadra che ho sentito tanti parlare del modo di uno schieramento non consono. Può essere, non so con una vera seconda punta quanto sarebbe cambiato, però, perché mi è parsa proprio una squadra che non ha capito fin da subito che tipo di partita stavano andando ad affrontare. Ed è strano, perché Runjic ce l'aveva preparato in un modo specifico proprio per cercare di contenere l'Inter in transizione proprio sulla destra magari, e invece proprio il settore dove ha sofferto di più Udinese, quindi è stato proprio qualcosa che non ha funzionato nella testa dei giocatori e dei ragazzi, quindi non penso abbia cambiato tanto. Può cambiare tanto contro il Genoa, perché contro il Genoa non avere il tuo faro offensivo può essere un problema. Partita un po' strana, francamente, quella di Marassi, perché nessuna delle due squadre ha realmente obiettivi.
l'Udinese deve arrivare a 50 punti e quella con il Genoa può essere effettivamente una gara dove fare punti, però sappiamo anche che la fascetta plantare è brutta e quindi dare Tovena assente o presente per venerdì non è facile. Dovrebbe esserci, però non sappiamo ancora dirlo con assoluta certezza. No, esatto, sta facendo un po' lo stesso iter che ha fatto la scorsa settimana, no? Quindi prova un po' a forzare per cercare di rientrare in gruppo il prima possibile e poi dopo ogni tanto invece il dolore si ripresenta, quindi se si trova costretto a dover continuare a allenarsi a parte, quindi sarà un po' il tema Tovena anche questa settimana, no? Per capire se ci sarà o meno. Io ti dico che non è un problema la sua assenza. Vuoi perché so che siamo Tovena dipendenti, non devo mi fai gol e faccio, però ti dico, non è un problema. No, perché stavo pensando a chi potrebbe sostituirlo con efficacia e che allora, è a sua volta... non lo puoi sostituire, no? Su quello siamo In d'accordo. realtà forse sì, però una coppia d'attacco pesante per la qualità che ha Davis ti ha dimostrato che un pochino Toveni riesce a sopperire la sua Però assenza, non è però entrato Davis nemmeno in campo. non c'è, quindi cioè non è entrato nemmeno in campo, quindi penso un po' appunto. come siamo messi. No, e parliamo comunque di una squadra che ha anche dei giovani interessanti da mettere in campo. Cioè io quando vedo Iker Bravo e Simone Pafundi entrare con quel coraggio, anche con quella personalità a San Siro, che comunque non è un campo come gli altri, mi viene da pensare, va bene, sempre meglio averlo un Toven che non averlo, ma tanto ormai arrivati in queste 8 partite cerchiamo anche di valorizzare i giocatori, più che altro perché anche lo stesso Rudnić arriverà a giugno che dovrà decidere se questi giocatori gli serviranno o non gli serviranno. Ma l'unico modo per capire se ti servono o meno è metterli in campo, perché abbiamo capito che magari un Cabasele, un Padelli sono uomini spogliatoio, quindi ti servono per quelle robe lì. Ma è chiaro che giocatori come Pafundi, Iker Bravo, o ti servono, oppure sono talmente giovani che hanno bisogno di andare a giocare. E se non li provi adesso, che poi dopo, attenzione, ricordiamolo, classifica ancora molto, molto particolare, cioè, però è chiaro che serve un mezzo miracolo ora per pensare a qualcosa di più di un 10° posto. Serve un mezzo miracolo. Io dico... Sì, ok. Nono posto al massimo. Però esatto, cioè il 9° posto, sono tutti piazzamenti che anche purtroppo valgono dall'8° in su, valgono qualcosa. Quindi anche nono, decimo, anche per il discorso della Coppa Italia, no? No, l'8°, dovresti arrivare all'8°. Però sei lì. Cioè, io ti dico, vediamo. Il campionato sono 24 punti ancora in palio, è lungo. Sì. Però non hai più quella ansia da prestazione, definiamola così, che devi per forza provare a lottare. Quindi tanto vale che puoi sfruttare, ahimè, l'infortunio di Toven per anche vedere dei ragazzi, perché io vedo Iker Bravo e dico, cavolo, Iker Bravo deve giocare di più. Cioè, Iker Bravo non può finire la stagione così, con 2 lampi contro il Venezia, sia l'andata che il ritorno e basta, non può. Ma non può perché non è stato in grado o non può perché non ha sfruttato le occasioni a suo favore? Secondo me è più la seconda. Cioè, scusa, secondo me è più non ha sfruttato la terza perché mi sono confuso. La terza, ovvero non è stato utilizzato con un adeguato minutaggio. Considerando che Davis tanto gioca e non gioca, perché se poi vai a vedere con l'Inter per cambiarla buttavi dentro Davis. Non l'hai messo dentro e allora fammi vedere sto Iker Bravo. Fammi vedere, no? Cioè, come capisco la scelta di mettere Attal al posto di Pagero. Cioè, avevano detto, no? Pagero è più adatto per tipo di partita a giocare a San Siro contro l'Inter, eppure gioca Attal. Ma perché? È un modo per testare. Sì, ma esattamente come probabilmente è un modo per testare Kelle in campo in un ruolo un po' più avanzato. Ecco, cosa ne pensi? Che direi che l'esperimento per ora si può dire abbastanza fallito, poi chiaro, è stato testato per 15 minuti contro il Verona circa, per un tempo intero contro l'Inter, quindi non ha tantissimi minuti da trequartista dietro la punta, però per ora è un'ora di gioco complessiva brutta, quindi non lo so, è un ruolo ormai molto particolare, ormai non ci sono tanti giocatori in grado di fare da sottopunta e di tenere da soli l'intera trequarti offensiva, sono veramente pochi, abbiamo visto per dire anche Samardžić, che a livello di pura tecnica è superiore anche a Kelle in campo, ma non ce la faceva uguale. Lo vedrei magari bene accoppiato con qualcuno dietro la punta, però il 3-4-2-1 abbiamo visto che è modulo che a Rudnić non piace senza Brenner, uno dei desaparecidos dell'annata, e
Quindi probabilmente da qui all'ultima giornata, magari ancora una gara che Hellenkamp l'avrà lì come test finale, però credo che in un 3-5-2 serva una seconda punta. A questo punto, ormai, Una e punta a Iker questo bravo. punto. Sì, infatti, me ne sono accorto all'ultimo e ho virato. Anch'io metterei di più dentro Bravo, però lì mi sa che c'è qualcosa che a Runjac non piace, non nella tecnica del ragazzo, non nelle sue qualità, ma nel lavoro che fa quotidianamente. È troppo emotivo. Sì, che Ma però che cosa? Spiegami cosa vuol dire troppo è emotivo. che è strano, però troppo emotivo per un giocatore che gli vediamo tentare le giocate di suola e di tentare i tunnel in partita, quindi c'è qualcosa che non mi quadra. Secondo me lui intende reagisce troppo male quando lo faccio giocare poco. Cioè Probabilmente se la intende prende quello, troppo sì. e non capisce che magari per un giovane Si è non voglio presentato bruciarlo. dicendo che voleva essere titolare ai mondiali, che sono a brevissimo, quindi Ragazzi, le aspettative di Iker erano baltine probabilmente a livello di minutaggi. Io credo che è chiaro che se avesse fatto titolare tutte le partite probabilmente non avrebbe fatto i 20 gol che ci aveva promesso sempre in quella famosa conferenza stampa. Non li ha fatto Van, quindi no. Però avremmo visto un gran giocatore. Io purtroppo sono di parte e quindi sono un profondo amante di questo ragazzo, cioè nel senso, calcisticamente parlando, secondo me è il futuro dell'Udinese e per quello che ha già fatto intravedere può anche ambire a una carriera veramente veramente importante, perché i mezzi ce li ha, è tecnico, è tattico, ed utile, al colpo, è una cosa che hanno pochissimi, al colpo, cioè questo, gli arriva una palla un po' così vagante d'esterno col Venezia da mettere angolino, è uno che gli arriva una palla di suola, fa tunnel e cambia campo. Gli ha fatto l'80% del lavoro Soler. Sì, ovvio, però, ovvio. Però capisci, è un ragazzo che è al colpo. Sì. Nel calcio di oggi quanti giocatori hanno il colpo? Paradossalmente, se ci pensi anche, spiego, è uno dei pochi giovani dell'attacco, nel senso che Luca è a fine ciclo. Sappiamo perfettamente che quest'estate probabilmente non sarà più dell'Udinese, a meno di sorprese clamorose. Sì, ogni giorno si legge una nuova interessata a lui. Davis c'è, non c'è, e l'anagrafica dice che viaggia verso lo spezzone finale della sua carriera. Toven è leader, ha già fatto la sua carriera, è in scadenza di contratto l'anno prossimo perché la clausola verrà attivata, e il tuo futuro a questo punto sono Bravo e Pafundi. Sì. O fai qualche innesto in estate di nuovo, che verrà fatto, perché te lo dico già, devi prendere un numero 9 perché se va via Luca a questo punto sì, capiremo cosa succederà a Brenner, però è chiaro che attualmente se devi fare una proiezione sul lungo termine sono Iker, Bravo e Pafundi quelli che rappresentano il futuro della squadra. È proprio una questione di numeri brutali. Personalità, quello che mi piace di Iker Bravo, personalità che ha dimostrato anche Solé, e qui rischiamo di fare sempre un solito discorso, però io te lo volevo fare lanciandoti una provocazione, perché la partita col Genoa, secondo me, è un crocevia fondamentale per chiudere bene quest'anno e mettere i buoni propositi per iniziare bene quello prossimo. Il buon proposito è provare a trattenerlo? Attenzione che il mercato è imprevedibile. Ho capito. Attenzione. Sì. Attenzione. Io dico sempre attenzione, perché Samres, non l'estate scorsa, quella prima, era già scontato che andasse via e poi è rimasto un anno in più. Vabbè, ma lì non perché non avessero trovato gli accordi delle società. Attenzione, perché magari l'Udinese, che ne so, nel suo progetto ha deciso di vendere Biol e non li vende entrambi. E che poi comunque forse avremmo fatto più un affare a tenere Fabiano, ma vabbè. Quello è passato. Mamma mia, a posteriori quasi ti dico di sì. No, in realtà no, Lucky sempre nel cuore. No, dicevo, ti lancio questa provocazione, no? Il Genoa è importante perché se tu giochi bene e fai punti, magari anche vinci, inizi un cammino di queste ultime giornate di campionato cercando di fare la famosa quota 50 punti, che ti metterebbe, cosa che non darla per scontata, che sei 40 e devi fare 10. No, però vuol dire che devi vincere almeno 3 partite più un pareggio. Va fatta quella quota 50. Perché se ne fai 46-47 non è nulla di più della stagione. Tra l'altro Camarà ieri ha detto obiettivo 50 punti, cioè in spogliatoio quello è l'obiettivo, non raggiungere sarebbe brutino. Capito? E poi perché rischi che dopo a giocatori come Solé la maglia dell'Udinese stia stretta, perché Solé che è arrivato a gennaio vede una squadra che hanno usato leggermente un po' le scie di odore dell'Europa, poi dopo si è un po' persa,
se finisce a 47 punti dice sì, questa squadra, cioè, cosa butto via tempo? Tanto già tutte che mi chiamano. Se invece vede che tanto lui sa, perché è un ragazzo che comunque vuole arrivare in alto, ma attenzione, ha detto io l'Udinese è un top club per me perché è uno step di crescita che devo fare, imparare a giocare un campionato competitivo come la Serie A, quindi non ha mai chiuso la possibilità di fare 1 anno e mezzo a Udine. Però se arrivi a 50-52 punti, Solé dice ok, l'anno scorso con me a mezzo servizio siamo arrivati a 50 punti. Il prossimo anno ripartiamo subito così, con questo gruppo, e possiamo dire la nostra. Cioè, capito? Anche per questioni di stimoli, io ti ho fatto l'esempio di Solé, poi fai l'esempio anche di tutti gli altri, è completamente diverso. È chiaro che per trattenere certi giocatori... È più per quello importante. No, ma è chiaro che per riuscire a convincere certi giocatori a restare anche con voglia di avere una prospettiva, cioè probabilmente in passato ragazzi anche come, non lo so, mi viene in mente lo stesso Samanovic che abbiamo citato prima, sarebbero rimasti con un po' più di voglia se l'Udinese avesse avuto delle ambizioni più alte, più elevate, non la semplice salvezza tranquilla, no? È chiaro che gli stimoli fanno tutta la differenza del mondo. È altrettanto vero che per l'Europa continuo a pensare che ci sia un divario tale che dovresti riuscire a convincere più o meno a restare tutti, perché cioè voglio dire, se perdi Lucca, di numeri 9 così ce ne sono pochi. No, ed è difficile andare a trovare un sostituto adeguato, no? Per dire non abbassiamo il livello almeno momentaneamente. Dovresti puntare su un altro giovane da costruirti, probabilmente. Perché i numeri 9 che fanno quel numero di gol già fatti e finiti sono fuori dalla porta dell'Udinese. Biol forse è quello sostituibile, mi verrebbe da dire, per quanto forte non ha dimostrato di essere del tutto imprescindibile per questa squadra, però non lo so. È un discorso molto sul lungo termine, perché poi dipende anche in estate da che colpi vai a fare sia in uscita che in entrata. Perché magari Solé dice ok, abbiamo chiuso l'anno bene, poi vede che Lucca e Biol gli partono, arrivano 2 giovani, e allora lì comunque ti fa il discorso chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare, vado via, che tanto qui sono pieno offerte, non lo so. Sta diventando sempre più complesso fare dei discorsi a lungo termine, perché poi sai, ti arriva l'offerta da 30 milioni, cosa fai? Lo tieni? Sì. Sì, però ne vale molto di più. Lui vuole restare? Siamo sempre là. Io guarda, ti dico, ti faccio lo stesso discorso di Biol. Cioè Biol è un giocatore che vuole andare a giocare una big, vuole andare a giocare la Champions League. Ci sono giocatori che possono giocare l'Europa, vogliono andare a giocare a Biol. Dopo aver fatto l'Europeo si è convinto di essere un giocatore che può giocare l'Europa, cosa che secondo me è vera. Sì, probabilmente non in tutte le difese, ma sì. Piuttosto che, lui dice, cioè, sono giocatori che dicono, piuttosto che andare in una big a far panchina, però almeno li faccio l'Europa. Se io vedo che qua c'è un progetto che mi può dare la possibilità di tentare di ottenere l'Europa, io ci provo. Cioè, ho lo stimolo. Se invece so che ogni anno arrivo tra il 10° e il 12° posto, salvandomi ad aprile, finendo la stagione con 10 partite ancora che deve finire il campionato, sì, però sai, magari diventa tutto più difficile. Chiude a 50. Chiudiamo a 50. Ipotesi di chiusura a 50. Ti arriva, facciamo un club a caso, che ti arriva l'Aston Villa che paga 35 milioni per Lucca. Sì. E poi ti presenti da Solé e Biol e dici questo è il sostituto di Lucca. Chi sarà il sostituto di Lucca? È difficile che sia un'altra punta da 4-15 gol. Sarà un giovane. Quindi tu dovrai andare a convincere che comunque sei ambizioso anche se hai preso un giovane al posto del tuo centravanti. Però non è facile. Però attenzione, cosa che l'Udinese ha sempre fatto. Cioè, non è che non ha mai venduto i pezzi grossi, i pezzi pregiati. Però poi devi confrontarti con i ragazzi e il loro entourage, soprattutto, che hanno il loro tipo di ragionamento. Si è inceppato purtroppo un po' lì il famoso meccanismo dell'Udinese, perché una volta li tenevi 3 anni, costruivi, avevi Totò comunque. Insomma, che convinceva tutti. Aiutava abbastanza, visto che aveva una media di 25 gol all'anno, più o meno. E adesso, sai, appena il giocatore arriva a un minimo livello, inizia a farirlo di qua, di là. Non è il primo assistito di Riso che abbiamo. Abbiamo visto Riso con i suoi assistiti, anche Udinese, un Udinese che andava a offrire di qua e di là. È anche il suo lavoro. Esatto. Cioè, i procuratori sono cambiati, adesso sono molto più attivi. Una volta si rimettevano forse un po' di più alla volontà del giocatore, si consultavano magari un po' di più. Adesso, quando ne hanno uno forte, lo propongono di qua e di là, e quindi è anche diventato molto più complesso fare dei ragionamenti a lungo termine. Posso dirti speriamo, questo posso dirti, ma
49 o 52, non so quanto cambi in ottica l'anno prossimo. Secondo me è tutta una questione di proprio mettere le basi, perché se tu chiudi bene l'anno e l'estate è velocissima, non ci sono mondiali, non ci sono europei, quindi sai cosa succede? Che i giocatori non hanno il modo di staccare la testa e di prendere nuovi stimoli. Quindi tu finisci l'anno il 26 maggio, non mi ricordo quando finisce il campionato. Hai letteralmente 40 giorni di vacanza in cui più o meno. solamente ti riposi, ma la tua testa rimane sempre lì. Intanto magari qualcuno comincia a ricevere le prime chiamate, ma poi dopo, quando inizia il ritiro a inizio luglio, il mercato è appena iniziato, quindi le chiamate le ricevi dopo. Quindi tu arrivi, se chiudi bene, quindi con entusiasmo, riparti a luglio, che hai già l'entusiasmo di aver chiuso bene, e magari già anche dal ritiro c'è una sensazione diversa, si respira diversa. No? Ti ricordi quando siamo andati in ritiro quest'anno, no? Siamo andati in Austria, cosa avevano detto? È un po' cambiato, no? Qualcosa è cambiato, lo percepivi nell'aria, no? Che c'era un'area diversa. È no? anche cambiato che erano 4 anni che non vedevamo il ritiro. Quindi... ma era anche cambiato, ti faccio l'esempio, a me aveva molto sorpreso quella volta lì Camarà. Cioè Camarà sembrava un'altra persona, non giocatore, dico persona, anche sempre più sorridente, era completamente cambiato. E quindi tu dici, vedi queste cose, no? Poi imposti bene l'anno, no? E arriva magari l'Aston Villa di turno, uno dice, scusa, ma perché devo andare all'Aston Villa, andare lì a fare la Premier League, magari loro fanno la Conference League, e non so neanche se gioco, quando magari sto qua, vedo che stanno bene, so che qualcuno verrà ceduto, però c'è un buon gruppo, c'ho Sanchez dall'inizio, no? Cioè c'ho tutte queste cose qua. Speriamo. Sai, c'ho il Nino che si fa il ritiro con me, già quello è un boost di entusiasmo e autostima che ti dà la voglia anche di dire ci resto, ci provo, Sanchez, Toven e Iker Bravo, proviamoci. No, dando per scontato che Luca va via, vediamo. Perché se l'Udinese fa una base d'asta, molti si tirano fuori, Cioè il Napoli non va a prendere il vice Lukaku a 40 milioni. No, beh. E quindi sai, se tu metti base d'asta 35-40 milioni, il Napoli dice, io mi tiro fuori perché tanto mi deve fare il vice Lukaku. La Juve dice, io prendo Osimhen. Sono già due fuori. L'Atalanta ci aspetto che ritorni Scamacca. È già 3. La Roma mi tengo Dovic. Rimane l'Inter. Il Milan, vedi anche cosa combina. Hai capito? Quindi già in Italia sono sparite tutte le pretendenti improvvisamente. Quindi ti serve la grande offerta dall'estero. Che se però ti arriva l'Aston Villa, magari il giocatore non è tanto convinto di dire piuttosto resto in Serie A. Perché se vado all'Aston Villa, chissà se Spalletti mi chiama ancora. Cioè, sono tutti discorsi che poi faremo con calma quest'estate. Ma per far capire che Genova, secondo me, è veramente un crocevia fondamentale per dare un ultimo segnale a questo campionato e chiudere bene. Secondo me, chiudere bene quest'anno. Perché l'altro anno, qual è stato il vantaggio, per esempio? E poi andiamo avanti con l'agenda. Ma qual è stato, per esempio, il vantaggio l'altro anno? Che tu avevi l'Europeo. Quindi, dopo un anno orribile, chi è andato all'Europeo ha subito staccato la testa, ha subito dimenticato un anno da cancellare, ha preso stimoli, perché penso per esempio ai vari Bigliò, Lovric, hanno preso stimoli nel giocare un europeo e sono tornati carichi, vogliosi di riprendere la stagione, vogliosi di fare bene, capito? Qua invece non hai niente, e quindi se chiudi bene, pensi bene e riparti con lo stesso entusiasmo. Se chiudi male, ritorni con la flemma. Sì, diciamo che per me bisogna chiudere a 50 punti. 50, dai, se non fai 50 è una stagione con tanti se e tanti ma. Tanti se e tanti ma, e non è sfruttata la tua rosa. Oggettivamente, vabbè, te la puoi giocare, magari il Toro, anche se senza Duvan Zapata, secondo me è leggermente inferiore all'Udinese. Con Duvan Zapata saremo testa a testa, probabilmente. 50 punti però è quello che dici, ok, ho sfruttato il valore della rosa, mi è mancato qualcosa, non di transizione eccetera, però comunque ho fatto un bel percorso. Sotto i 50 punti non lo so, ci sarà da lavorare. Ci sono tecnici che non hanno chiuso mai la stagione e quindi non hanno proseguito il ciclo udinese. Bravo. Lanciamo l'ultima chicca, poi andiamo avanti con l'agenda. Però occhio a come chiudi, volevo arrivare proprio a questo, perché attenzione, hai fatto proprio l'esempio, a me viene in mente De Canio, che forse è uno degli esempi più estremi per questo discorso. Molto estremo, però a me appena l'hai fatto mi è venuto in mente lui. Forse molto estremo, in realtà potevo farne a 200 altri esempi. Però vabbè. Ce n'è uno più facile, probabilmente. De Canio, povero, ha fatto il possibile. Vabbè. Diciamo che lo so, mi è uscita così, ok? È arrivato e ha salvato una nave che proprio era già con mezzo scafo in acqua. Mi è venuto, ok. Quella sconfitta col Toro in cui ne abbiamo presi 5, che
insomma, Vabbè, mi è uscita un po'. la vendetta. Forse mi è uscito l'esempio Diciamo peggiore che potessi fare. Forse c'è una persona che adesso è opinionista a DAZN che è forse un esempio un po' più lampante. Lo so. Però vabbè, non so perché mi è uscito De Canio, però per esempio lo stesso Sottil, giusto per rimanere proprio in No, altri ti è uscito recenti, no? ti è uscito De Canio perché lui, mi ricordo bene, lui dopo la salvezza si aspettava la riconferma. Esatto. Ho raggiunto l'obiettivo, Esatto. adesso ne salvate. Sì, va bene, ha raggiunto Spinta al l'obiettivo. Muz, diceva però qualcuno. mettete 5 quattro in casa. No, però lasciamo per dirti, perdere. per esempio, Sottil aveva fatto bene, ha chiuso male, c'erano dubbi, no? Continuiamo o non continuiamo? E probabilmente con un'alternativa reale sul mercato dei allenatori non avrebbe continuato. Bravo. Quindi anche per lo stesso Runic è importante Sì, chiudere bene, perché se Runic chiude con 47 punti alla Sottil, Udinese dice sì, questo qua tanto è, e poi alla fine ha fatto gli stessi punti con una rosa più forte. Sì. Ok, che anzi no, più forte, perché l'impatto che Sanchez ha avuto quest'anno non è l'impatto che De Lofeu aveva in quell'anno, quindi anche più forte, perché l'assenza di Sanchez non pesa come l'assenza di De Lofeu De quell'anno. Lofeu che De Lofeu per valori assoluti è più forte di Thauvin probabilmente. Ma certo. Quindi da quel punto di vista lì è importante anche per quello chiudere bene. Sì. Ci sarà da lavorare, come torniamo al presente, c'è da lavorare, si lavora anche extracampo, no? Sono usciti oggi i biglietti per la prevendita, per l'ultimo grande big match al Friuli, no? La partita contro il Milan, e l'ultimo grande show, no? Sai come sappiamo, no? Un po' la politica per questo tipo di partito, una politica che il nostro Davide Marchiol qua sposa molto. Non è vero, mi prendo le distanze. Cioè. Mi prendo completamente di distanza da quello che sto dicendo. Sì, no, nel senso, capisco, però effettivamente mettere i panni di un tifoso dell'Udinese non è che ci sia tantissimo in palio, è una cifra che effettivamente... Vado a vedere il Monza. Cioè, aspetto Udinese-Monza, quello dicevo. Ah, beh, sì, no, ma al di là di tutto, cioè, non lo so, poi di venerdì sera anche... Però chiaramente essendo parità di cartello comunque sai tanti tifosi anche che arriveranno anche del Milan. Esatto, quindi inevitabilmente punti su quello. Sì, punti su quello. Prevendita che è iniziata oggi alle ore 12, quindi chiunque ci stia seguendo può già comprare il biglietto, chi non è munito di abbonamento, e fate in fretta perché essendo appunto Udinese e Milan, ricordiamo il Milan è la squadra più tifata in Friuli, anche più dell'Udinese secondo i dati, e quindi occhio che ci sarà una bella corsa al biglietto. Se uno dei membri dell'agenda ha un dubbio, che posso esprimere un dubbio che forse però non mi saprei rispondere? Vai. Era per caso una delle 3 gare fuori dall'abbonamento? Sì. Ecco, quindi a posto. Vabbè, ma ovvio. Quindi... Inter, Juve e Milan sono le 3 squadre fuori dall'abbonamento. E quindi io... Il Napoli c'è, la Lazio c'è, anche questa volta aprirò il mio video post gara dicendo benvenuti a San Siro e qualcuno mi insulterà perché penserà che io veramente pensi che sia San Siro. Questo bellissimo trick. Infatti, rifacciamo vedere Davide Marchiolo un attimo dalla regia. Si è preparato perché se noi lo guardiamo è già vestito di rosso-nero. Esatto, Davide Marchiolo ha detto: io mi preparo. Una grande fan poi del Milan proprio. Mi preparo prima e via. L'unico fan del Milan della redazione è il Mega Boss, quindi guai a dire qualcosa su rosso. No, comunque si torna al lavoro sì. Anche extracampo. Oggi è una giornata veramente molto importante in realtà anche per l'Udinese, perché ha fatto un primo passo. È nata oggi, è nato il progetto Energia in Campo, un progetto in collaborazione tra Udinese, Lega Serie A e Blue Energy, ed è un progetto che andrà a promuovere un po', no? Anche tutto quello che riguarda quei progetti per la sostenibilità, per il risparmio energetico all'interno del mondo del calcio. No? Sappiamo che l'Udinese è all'avanguardia, una delle società più all'avanguardia sotto questo aspetto. Sappiamo che il Blue Energy Stadium è un gioiellino da quel punto di vista, e su questo, anche se uno dice sì, ma cosa c'entra fuori campo? Secondo me su questo in realtà è giusto ogni tanto fare una virgola, perché a parte che girando gli stadi d'Italia veramente posso dire che ad oggi il più bello, cioè ci sono uno stadio secondo me ad oggi è più moderno, all'avanguardia, strutturato l'Udinese, che è quello della Juve, che vabbè è stato fatto infatti negli anni più o meno qualche anno prima, ma siamo lì. Sì. Tutti gli altri sono degli stadi. Peggiore che ho visto è quello dello Stirpe di Frosinone. Una roba. Sì, che anche quello in realtà però è moderno. Sì, ma fatto. Non si può dire come, ma il Bentegodi di Verona. Cioè, ecco, il Dallara di Bologna. Il Bentegodi e Dallara hai nominato 2 reperti archeologici. E l'Udinese ha avuto. Però, certo, l'Udinese ha avuto la qualità, la lungimiranza, qua ho fatto anche complimenti ogni tanto alla società, di capire che lo stadio può essere un ricavo e non un costo.
E con questo progetto uno dice: ma cosa serve? No, ma il parco solare, no, sono soldi che se li avessero messi per prendere il Vice Luca sarebbe stato meglio. Ci sta, da un lato prettamente a tifoso, ci sta a ragionare così, però se poi dopo si pensa che ormai nel calcio moderno le società sono aziende vere e proprie, non esiste la cosa così, il giocattolino per passione, quindi c'è un bilancio semestrale, non annuale, ok? Quindi bisogna far quadrare i conti, soprattutto per società piccoline, come l'Udinese, avere anche un'entrata così importante anche a livello di bilancio pesa molto e anzi garantisce il futuro ad alti livelli di questa società, perché molte società poi dopo fanno fatica e sono costrette magari a abbassare il budget, non fare acquisti importanti, eccetera, eccetera, no? Appunto per questa questione, per rientrare nel famoso bilancio. Penso per esempio alla Juventus, no? Che non è l'esempio delle squadre che fanno fatica perché è una grande realtà, ma la Juventus quanti aumenti di capitale fa ogni anno, anche solo per giustificare l'esonero di Thiago Motta, no? Ecco, una Juventus, passatemi il termine, se lo può permettere perché ha un bacino molto più grande, ha degli investitori molto più grandi, sì, è a certo. Torino, il Milan se lo può Al permettere di là perché... del bacino c'è Exo che... capito? sì, L'Udinese essendo una realtà più piccola che vive in un territorio più piccolo rispetto a quanto potrebbe avere per esempio una Roma a Roma, queste cose sono di vitale importanza per restare ad alti livelli. sì. E attenzione perché poi questo diventa un ricavo e non un costo. E quando diventa così, poi entri in questo ciclo virtuoso che c'è più flusso di denaro e quindi di conseguenza poi dopo lo riversi anche sul campo, Sì, perché non è a caso negli ultimi anni pian piano un po', no? Ci sono stati anche degli investimenti importanti, basti pensare a Iker Bravo e Pizarro, due ragazzi che non sì. avevano mai giocato ad alti livelli, l'Udinese ha speso 10 milioni per tutti e due. Mi hai appena ricordato che tra i giovani prima non ho menzionato Non te minimamente lo volevo dire il perché povero se no lo Damian distruggevi, Pizarro. non te lo volevo dire se no No, lo non è questione di distruggevi. distruggerlo, però oggettivamente cosa ha fatto? 20 minuti? Cioè, In Coppa vabbè, Italia, poi un buon sudamericano. lo scopriremo nel futuro, No, spero. però per farti capire, no? Quindi prima di sentire il parere di Davide, andiamo a vedere Lo spottone, sì. lo spot che ci presenta spot, bene sì. questo progetto Blue Energy Stadium, che sarà un po' il modello a cui si ispireranno tutte le società che faranno parte al nuovo progetto che è nato oggi a Milano, Energia in Campo. Andiamo a vedere. Beh, tanta roba, cioè molto bello, cioè è un bel progetto, Davide, come dicevamo prima, bello ma anche molto utile. Sì, diciamo che io condivido tutto il tuo discorso prima sul fatto che lo stadio così diventa un ricavo e non un costo, ma al di là di quello, cioè comunque Udine e l'Udinese sono una piazza, un bacino, con tutto il rispetto, minimo, piccolo, rispetto a tanti altri, no? Quindi per emergere su tutti non hai moltissime strade e
la famiglia Pozzo ha scelto probabilmente l'unica realistica, ovvero essere sempre all'avanguardia su tutte le infrastrutture, perché al di là di quello dobbiamo ricordarci che prima avevamo uno stadio da 40.000 posti, per dire, Sì. poi ovviamente il mondiale ha fatto la differenza nel poter realizzare, però poi fin da subito è stato pensato a uno stadio moderno, poi sono seguite tutte le lungaggini burocratiche per farlo, ma l'Udinese ha sempre voluto, già nei primi anni 2000, fare uno stadio che fosse all'avanguardia, un centro sportivo comunque all'avanguardia, il Dino Bruseschi con tutti i campi di allenamento. Siamo stati tra i primi a pensare anche solo a un abbozzo di concetto del VAR, con tutto il sistema di telecamere pensato dai Pozzo, no? All'epoca, che dovevano riprendere la partita per fermare i replay anche per le moviole e tutto, no? E l'Udinese, anche grazie a questo, è sempre rimasta un po' sulla bocca di tutti, anche quando magari i risultati non erano al top. Ci sono tante realtà che magari, sai, fanno quel ciclo un po' fuori dagli schemi a livello di risultati, overperformano, come si usa a dire ultimamente, Non ti piace dal punto di vista moderno, e poi però tornano nella normalità delle loro prestazioni e si smette di parlare di loro. Noi per fortuna, ecco, anche grazie a queste iniziative, che possono sembrare puro marketing, in realtà ti servono anche per restare al top e per restare uno dei club più chiacchierati d'Italia, se escludiamo le grandi. E adesso c'è questa nuova frontiera comunque dell'ecologico, del combattere il cambiamento climatico e dell'autosostenibilità anche dal punto di vista energetico dello stadio, e possiamo fregiarci di poter dire che l'Udinese anche in questo è stata tra i primi a muoversi, perché non c'è nessun altro che stia rendendo lo stadio autosufficiente come sta facendo l'Udinese. Quindi comunque, sai, sembra di no, possono stare antipatici, ma se una personalità come De Siervo, una personalità come Gravina parlano di te, è anche perché ti stai dimostrando un esempio migliore di tanti altri club in Italia. Quindi sono comunque iniziative importanti. Poi ovvio che come tutti vorremmo vedere un Udinese che fa 80 punti, va in Europa, anch'io rimpiango i tempi in cui andavamo a giocare con Liverpool, però insomma, tanto cerchiamo di fare, facciamo il possibile, restiamo al top sulle infrastrutture, un po' alla volta comunque per fortuna la squadra almeno sta tornando a certi livelli e quest'anno abbiamo sofferto molto di meno, chissà, l'anno prossimo. Sì, ti vedremo. garantisce i 30 anni anche consecutivi in Serie A, quest'anno abbiamo sofferto di meno, non siamo magari ancora aritmeticamente salvi, però con ogni probabilità ci saremo anche nella prossima Serie A. 23, ci sono 17 punti di distacco, siamo quasi alla matematica. Quasi. Manca poco. Bastano 7, 2 vittorie. Sì, praticamente. E salvo altre sconfitte a parte di Venezia e dell'Empoli. Sì, però dovrebbe esserci uno scatto di quelle in fondo che dovrebbero vincerle clamoroso, però è molto importante perché vai verso il 31esimo anno in Serie A, quindi proprio continuità, vai oltre la cifra tonda, prossima Serie A che sono uscite le date di quando inizierà e quando finirà, quindi si partirà il 23 agosto, il weekend del 23 agosto, poi ancora tutto da decidere, e finirà il 24 maggio, perché come sapete poi ci sarà il mondiale, non mondiale per club, quello quest'anno, il mondiale vero e proprio. Quella roba che chiamano mondiale per club. Il mondiale vero e proprio, qual è la grande novità? Si inizia una settimana dopo. Perché di solito si iniziava sempre nella settimana di Ferragosto, nel weekend, scusate, di Ferragosto, e quest'anno è ritornato alla modi liga, come fanno in Spagna, cioè si inizia il 22, 23, 21, 24, quando casca il weekend in quei giorni lì. E questo cosa vuol dire, Davidone? Che c'è un turno infrasettimanale in più. Sì, perché se finisce uguale come quest'anno, aggiungono un turno da qualche parte, oppure, adesso ha messo data di inizio di fine, oppure si gioca di più durante le feste. Oppure si gioca di più davanti alle feste. Vediamo. Sì, attenzione a dire troppo, non ci giocherà durante il weekend di Ferragosto, perché io temo che ci sia quel bellissimo Coppa Italia piazzato proprio a Ferragosto. Dipende, perché quest'anno è stato il 9. 10, no? È perché si giocava a Ferragosto. Tu dici che lo posticipano a Ferragosto? Per questo Genova è un crocevia, Davide. Sì, ma io temo che... Ma infatti l'aver perso col Verona mi ha fatto rosicare, non tanto perché io sognavo perché tu volevi andare in vacanza a Ferragosto. Detto, ma arriviamo ottavi che saltiamo quel bellissimo turno di Coppa Italia a metà agosto con 50 gradi contro squadre e titolare.
che però non ha fatto neanche malissimo. Vabbè, che contro faceva bene con l'Avellino, Davide, ha eravamo... fatto quei primi 20 minuti in cui vabbè, però poi dopo si è dato una svegliata. Però al di là di quello, si ti vedi con tutto il rispetto, però partite contro squadre di Serie B o Serie C che... vabbè, se toccherà faremo, cosa devi fare? Però intanto abbiamo la novità, no? Si Sì. inizia un weekend dopo, prossima Serie A, quindi per chi già sta già organizzando le vacanze, Andateci. andateci a inizio agosto, perché tanto sicuro... No, andate a Ferragosto. Sì, saltatevi quello che sarà. Saltatevi Udinese pergolettese. E i pergolettese, così Non ti so, sei lanciato. metti che fanno un miracolo. Magari è il Palermo e poi Amparo, vate a sapere. Mai dire mai, mai dire mai. No, piccole discorsi tra me. Beh, tra me- magari sale in Serie A il Palermo, non so. boh. Probabilmente fare i playoff. Con quei quindi. giocatori lì, mai dire mai. Passiamo al basket. Sì. Passiamo al basket perché ovviamente l'Apu viene dalla bellissima, mi permetto di aggiungere, vittoria contro la Fortitudo, che conferma il primato in classifica, no? Una classifica in realtà molto corta, molto, molto equilibrata, che vede tante squadre racchiuse in pochi punti, ma per quanto riguarda la situazione dell'Apu ha mantenuto quel vantaggio di 4 punti, no? Perché Rimini aveva vinto sul campo di Avellino, un Avellino che è un po' in difficoltà in queste ultime settimane, però Udine mantiene il più 4 e si immerge con grande entusiasmo, possiamo definire così, nella doppia sfida in trasferta di questa settimana, no? Si parte già domani con la gara all'Allianz Dome di Milano. Qualcos'altro? Qualche altro termine? Che tra l'altro sarà una gara molto particolare perché 500 metri più in là si giocherà il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. E quindi sarà molto bella a livello anche di atmosfera. Cosa perché... scegli? Il derby tra Inter e Milan? O Urania Milano Milano Apu Udine? Udine. Beh, Urania noi dovremmo Milano. scegliere Urania Milano. Urania Milano Apu Udine, perché la classifica dice che Udine è vicinissima al sogno promozione, mancano semplicemente 3 vittorie su 5. Forse anche 2 se una di queste è lo scontro diretto con il cambio della differenza canestri. Probabilmente sono tutti calcoli che al momento Udine non può fare, perché ci sono 2 trasferte molto importanti, con Rimini che recupererà anche la partita che gli manca, perché se andiamo a vedere un attimo la classifica, sia Udine che Rimini, nonostante siamo già alla 34esima giornata, hanno 33 partite, quindi Udine giocherà domani sera, scusate, contro l'Urania Milano, mentre Rimini giocherà giovedì, e poi ci sarà la partita del weekend dove Udine andrà a 100, quindi 2 trasferte contro 2 squadre che lottano per obiettivi differenti. Milano per cercare di entrare nel gruppo nei playoff evitando i play-in, mentre 100 ovviamente obiettivo salvezza, però sono 2 partite molto complicate in trasferta, quindi anche la gestione delle energie, no Davide, influisce tutto. E poi dopo io te la butto lì. I ragazzi intanto sono in viaggio, diamo anche un po' di aggiornamenti, no? I ragazzi sono in viaggio, sono verso... Non abbiamo il collegamento Ce con la l'ho, Corriera. cioè volevo farlo a un certo punto, cioè volevo dire ci colleghiamo con i ragazzi, e però ho detto no, dai. No, anche perché di solito, giustamente, durante il No, viaggio dormono. metà sono Sì, addormentati. Stanno dormendo, quindi non abbiamo voluto disturbarli. Abbiamo osato. Sì, ci avevo pensato, ho detto magari chiedo a Mirza se si collega, però ho detto no, dai, che poretto, mi manda a quel paese, giustamente, perché hanno 5 ore di viaggio, vuole un po' dormire. Però sono in viaggio, sono già in Veneto, ma vedo anche gli aggiornamenti sulla posizione per chi volesse saperlo, ma occhio, perché Urania Milano ci sono 2 ex Apu, uno Andrea Amato, che magari non ha lasciato questo gran ricordo, nonostante sia stato più un giocatore di sistema, passami il termine, in particolare odietamo, definiamolo così, Ale Gentile, che abbiamo paura possa fare un trentello, ecco, diciamo così, no Davide? Sei Gentile in una fase della carriera dove non è molto prevedibile. Ha fatto partite magari un po' bruttine, restando un po' in disparte, e poi in certe partite te le ha vinte praticamente da solo. Ne sappiamo qualcosa avendolo vissuto. Purtroppo è un ragazzo che deve avere un po' un futuro diverso, poi sappiamo, ha problemi alla spalla, tanti infortuni, non è riuscito magari a incidere come avrebbe potuto e come avrebbe sperato. E sappiamo che doveva essere un po' il colpo da noi per riuscire a fare il grande salto, ma è rimasto tutto un po' purtroppo diciamo che è stato canna. un anno un po' complicato anche a livello di creazione del roster, no? Ecco, lì si è presa una superstar quell'anno, un'altra superstar, quindi sia italiana che americana, quindi sia Gentile che Brisco, però poi hai preso Monaldi a stagione in corso, c'era Gasparo, quindi è stato un anno molto pieno di campioni, tutti colpi da categoria
potenzialmente superiore, perché Gaspardo scese dalla Serie A1, dove per un periodo fu anche cercato dalla Reyer, non da squadre di metà classifica o che Certo. lottavano per la permanenza, quindi erano tutti colpi importanti, però sai, non sempre fare colpi da categoria superiore nella Serie A2 vale, e questo vale anche un po' per il calcio, non sempre imbottire la tua squadra di giocatori che vengono dalla categoria sopra è indice di riuscire poi a trovare una promozione sicura, perché poi campionato diverso, devi adattarti, devi cambiare, la mentalità anche un po' diversa, perché si gioca proprio in una maniera diversa anche, quindi non è facile. Quest'anno paradossalmente sei forte, sei molto forte, però hai forse i giocatori più adatti al sacrificio. Sì, Guarda, la grande differenza è stata proprio dopo l'anno di Gentile, sì. Perché si decide, no, con l'arrivo di coach Bertemati, di non continuare, di non rinnovare il contratto ad Ale Gentile, e si doveva cercare quindi un altro esterno, no, molto, molto forte, con tanti punti nelle mani, no? E si era pensato un attimo anche ad Aradori, giocatore molto molto forte, che poteva, secondo me, anche ambire molto di più nella sua carriera, però ha fatto l'Eurolega, cioè un giocatore che non serve che lo presenti oggi, che tra l'altro è stato domenica al Palazzetto, però posso dire, cioè è arrivato invece un pacchetto esterni di gente fortissima, Ali Begovic, i Kanji, eccetera eccetera, ma come dicevi tu, gente disposta al sacrificio. Sì, che fa tutto. Cioè, quindi non ti dice io sono forte in quello, mi sono fatto la carriera in quello, io sul perché faccio quello. Cioè, li vediamo che più o meno riescono tutti a seguire le indicazioni, le richieste di Bertemati, e scopriamo anche magari delle vene nascoste, perché per dire, la capacità di Kanji di tirare da 3 non mi sembra fosse propriamente un suo marchio di fabbrica. Eppure ci sono state delle partite in cui sembrava ambire alla gara da 3 dell'NBA, cioè quasi perfetto, perché come tirava, no? E questa è la forza del gruppo, cioè riescono a fare tutti tutto, e riesci finalmente, speriamo, perché è ancora lunga, mancano ancora 5 partite, tocchiamo tutto il toccabile, però forse finalmente ancora 5 finali riusciamo a fare lo scalino che da tanti anni ci manca. Sì, no, esatto, quello scalino lì si deve partire dalla sfida contro l'Urania Milano. Prima di approfondire nel dettaglio che tipo di partita può essere, c'è una domanda molto interessante, ci fa Franco, intanto salutiamo tutti quelli che ci salutano, grazie Fausto per il commento. Franco, scusate, ci chiede: buongiorno, potreste dirmi orario di Udinese Bologna? Grazie, non è ancora uscito. Quindi ho risposto io. Anche noi. Lo stiamo aspettando anche noi, con grande interesse e grande piacere, però purtroppo non è... devono ancora fare, sappiamo, fino alla 33esima giornata deve ancora uscire quello della 34esima. E sarà un piccolo incubo fino alla 38esima, perché tra le coppe e dover incastrare poi tutte le squadre che avranno obiettivi, e che quindi magari nelle ultime 2 giornate verranno fatte giocare in orari simili, saranno settimane di attesa. Settimane di attesa. Invece non c'è più tanta attesa per quanto riguarda la Udine, che ripetiamo, si sta per andare a giocare domani, giocherà alle ore 20 diretta su Rai Sport o su tuttoudinese.it, scegliete voi, e se volete un po' di commenti un po' più... Sì, non è testuale però. Sì, ma ci mettiamo del cuore, che come se stessi come vedendo se la guardassero. Okay. Prima di parlare di che partita è, facciamoci raccontare un attimo dall'assistant coach Giorgio Gerosa, che l'ha presentata così. Coach, una bellissima vittoria con la Fortitudo che ha dato tanto entusiasmo per una settimana ricca di impegni, perché si va già a Milano per il turno infrasettimanale, poi ci sarà l'altra trasferta contro Cento, quindi una settimana in cui sarà anche molto importante gestire bene le energie. Sì, come sempre quando c'è il turno infrasettimanale, non era previsto, è un recupero, ma come sempre bisogna gestire le energie fisiche e energie mentali e cercare di approcciare alle partite guardando molto più se stessi e guardando molto più quello che può essere stato un po' più difficoltoso nella vita precedente e cercare di migliorarlo. Ecco, migliorarlo già nella trasferta contro l'Urania Milano, un avversario che comunque sta facendo un gran campionato, un avversario che già all'andata vi ha messo in difficoltà, e quindi che avversario è e quanto è cambiato proprio rispetto alla gara dell'andata? È sicuramente una partita veramente tosta, perché poi loro
purtroppo per loro vengono da 3 sconfitte di fila, quindi non vorranno sicuramente accoglierci con fiori e rose, ma vorranno sicuramente fare la partita, ritornare ad essere quel tipo di squadra che si è contraddistinta durante la stagione, molto unita sia da un punto di vista offensivo che da difensivo, quindi dal muovere molto la palla, condividere molto la palla, ad aiutarsi anche nel loro sistema difensivo nell'altra metà campo. Quindi sicuramente troveremo una squadra agguerrita, una squadra dove dove onestamente le individualità sono molto forti e messe a servizio poi della squadra hanno sicuramente un ottimo mix. Un ottimo mix che però dopo passa anche molto dalla prestazione, dall'approccio, che sarà fondamentale in una gara del genere. Come sempre contro questi avversari, poi in trasferta l'approccio fa la differenza, come Udine ha dimostrato per esempio nell'ultima gara a Cremona. Non puoi entrare pensando sicuramente di giocarti una partita a basso ritmo, devi entrare focus, devi entrare subito molto concentrato, sapere cosa ti aspetta, che tipo di partita ti aspetta, ma questo non ti deve portare a sentirti in una situazione comoda. Per noi sono tutte partite importanti come lo sono sempre state prima, dobbiamo giocare sempre senza avere grossa pressione, ma consapevoli che con il focus, con la voglia, con l'aggressività che ci contraddistinto anche nella parte centrale dell'ultima partita contro la Fortitudo, devono essere il nostro marchio di fabbrica, soprattutto in trasferta, e cercare di tenerlo costante per tutti i 40 minuti. No, ridevamo perché ovviamente sì, anche il coach sa che, coach Gerosa, che salutiamo anche lui in viaggio, sa che ci sono delle forti individualità, ne abbiamo parlato bene prima, no? Quelle dell'Urania Milano, ma anche sa che bisogna adesso pensare a gara dopo gara, no? Perché già si stanno facendo i primi calcoli, giustamente, no? È normale anche da parte di ogni tifoso cominciare a provare a cerchiare qualche dato sul calendario, no? Probabilmente, secondo i calcoli, facendo un attimo un calcolo così molto grezzo, probabilmente la prima data utile è paradossalmente proprio lo scontro diretto con Rimini, perché è chiaro che se tu vinci quella partita dopo 2 vittorie, tieni ufficialmente Rimini a -6, e con lo scontro diretto, anche se ce l'hai a favore o meno, comunque Rimini non può più recuperarti con 2 gare alla fine, quindi ci sono tante cose ancora in gioco, però bisogna pensare partita dopo partita, perché quello scontro diretto lì non diventa più così tanto diretto, o diventa molto pericoloso se per esempio perdi a 100 o perdi domani sera all'Allianz Dome, quindi Allianz Cloud o Allianz Dome, mi hai fatto venire il dubbio adesso. Io non ho detto niente, però Mi hai fatto venire il sempre dubbio. chiamato Allianz Dome, continuerei con attenzione, perché poi sono, secondo me, su queste 2 trasferte, quella a Milano e poi quella a Cento, sono molto importanti, perché poi occhio che l'Apu va a giocare dopo Rimini a Pesaro, penultima giornata, con Rimini che va al Paladozza contro la Fortitudo quella giornata lì, quindi in caso si arrivi pari punti, veramente la penultima giornata sarà decisiva, per poi arrivare all'ultima giornata in casa contro Torino, che, per attenzione, informazioni di servizio prima di passare alla web, spostato l'orario, posticipato semplicemente di mezz'ora, quindi si inizierà alle 18:30 la partita di domenica 27 aprile per motivi televisivi, perché ovviamente dopo la Lega, vista anche la classifica molto corta, vuol fare la contemporaneità di tutte le partite, perché ci sarà probabilmente o la lotta a promozione diretta, oppure 5-6 partite che riguarderanno la lotta playoff, play-in, salvezza, quindi Davide si farà quello, però è chiaro che bisogna partire dal non sottovalutare quelle 2 trasferte. A me spaventa più quella di Cento che quella di domani sera. Quando sei in lotta per questi obiettivi qui, devi pensare solo a vincerle tutte. Io concordo sempre con la mentalità del coach, cioè bisogna pensare gara per gara e pensare che ogni partita vale 2 punti, che sono 2 punti pesanti, perché non puoi mai sapere cosa succederà e cosa accadrà. È chiaro che poi c'è quella partita contro Rimini, il rischio è che magari si pensi un po' troppo a quella, perché sai, scontro diretto, con la tua inseguitrice diretta, 2 punti che pesano doppio potenzialmente in palio, e magari tanti possono pensare di andarla a chiudere lì, però è importante arrivarci con l'ondata d'entusiasmo giusta. Arrivarci con 2 vittorie sarebbe molto, molto importante, perché poi sei in casa, tutto il fattore casa, musica nera. Sono 2 settimane in cui mi verrebbe a dire c'è quell'ultimo step da fare, che vedremo se l'Apu sarà in grado di fare, ovvero non distrarsi. E la fortuna sai qual è? Sì. Che giochi mercoledì
subito dopo la Sì, sì, Fortitude, sì. poi subito a 100 domenica, Che quindi sono 2 trasferte. a livello di energie magari non è il top, però a livello mentale. di concentrazione sicuramente ti aiuta, perché non puoi staccare. Tante squadre magari con un vantaggio minimo, lo vediamo anche nel calcio, poi nel tirino finale magari si perdono perché si distraggono e paradossalmente sono favorite le inseguitrici perché sono più libere. Io devo solo vincere, punto, non è che ho tanti Bravo. calcoli da fare. Invece tu sei primo e puoi permetterti calcolo, però quando ti metti a fare qualche calcolo ti distrai e magari non arrivi all'obiettivo. Quindi sono 2 gare che, per quanto non siano del livello di Rimini, l'Apu dovrà giocare come se fossero 3 Rimini di fila per riuscire ad arrivare all'obiettivo. Là è difficile, diciamo che per fortuna almeno però c'è un posto finalmente per una promozione diretta, perché il format è solo playoff. Sì, era orribile. Era Diciamocelo, orribile, sì, fase questo orologio, possiamo dirlo. peggiore idea mai avuta. E la fortuna appunto è questa qua, no? Dicevamo, avere tante partite ravvicinate, quindi Udine secondo me ha veramente da un po' che ha il destino tra le sue mani, Sì. però adesso ancora di più, paradossalmente, il match point lo comincia a intravedere, cosa che comincia a intravedere anche Cividale per il discorso playoff, e soprattutto con questa importante vittoria fatta al Pala Pentasuia di Brindisi, un campo difficilissimo dove veramente pochissime squadre hanno vinto, tra cui per esempio Udine non è riuscita a vincere, e soprattutto col nuovo acquisto annunciato oggi, Davide, presentacelo un attimo, faccio un attimo il discorso. No, ovviamente è uno scherzo, nuovo acquisto Mi ha è... impedito di informarmi, ha detto Ma faccio no, io, ma quindi... ovvio, era un pesce d'aprile, perché ovviamente sappiamo, salutiamo tutti i ragazzi della comunicazione della Webgest Eco Cividale, hanno fatto un pesce Io d'aprile, mi scordo sempre che è il 1 di aprile. sono usciti stamattina con Luca Doncic alla Web Cividale, e allora... Forse è stato meglio non averlo visto. Ecco, allora ho detto, sì, dopo lo capisco. commento a Davide, visto che si è presentato in ufficio con un caprino di Dallas Mavericks. Che non tifo, quindi... Era il multiverso. Ma ho detto... è la bellezza dell'NBA, puoi girare con tutte le franchigie. Io ne tifo una, ma non è che se mi metto quella di un'altra, tifo l'altra. Quello è il bello dell'NBA. Che non puoi fare invece. No, in Italia ed è la non... grande differenza, che da una parte è il bello ma anche il brutto. Però è bello avere entrambe le realtà, posso dirti. Da una parte devi tifare, è bello. Se io avessi nel mio paese, cioè dove vivo, l'NBA, non avrei sta passione, sarebbe più uno spettacolo infatti, che ogni tanto vado a vedere. Infatti Sì, è bello sì, avere sì, entrambe le cose. Sì, Qua sì. abbiamo il nostro, poi se io voglio guardarmi l'intero campionato per la bellezza del campionato, guardo l'altroceano e via. E invece, sai cosa devono fare chi ci sta seguendo se vuol guardare tutte le novità e il punto sullo sport friulano di mercoledì 2 aprile? Cosa deve fare? Dobbiamo fare un pesce d'aprile o rispondere o devo Voi, dirlo seriamente? se mi stupisce con un pesce No. d'aprile te lo abbono. No, direi che devono continuare a seguirci su tututinese.it, seguire le pagine social, pagina Facebook, Instagram e Twitter, Tututinese, lasciando un like per seguire la pagina, che è importantissimo. E lì devono iscriversi, però è il pulsante diverso. Davide, vedi, è più bravo di me su queste cose. Sul ragazzi. canale YouTube di tututinese.it andateci, trovate tutte le repliche e le dirette, e lì poi avete il pulsante iscrivetevi. Se siete già iscritti, ricordatevi di lasciare comunque il like, perché comunque conta. Conta molto, come conta il fatto che noi ci saremo anche domani, mercoledì 2 aprile, sempre qua, sempre su questi canali, sempre alle ore 15 per la puntata dell'agenda, il nostro nuovo format che fa il punto ogni giorno su quello che è lo sport friulano. Davide, è stato un piacere averti avuto con me. Ale. Un saluto, ci vediamo domani. Ciao. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Valle Talmasson svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Tutto Udinese siamo con
5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette e accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e Mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it.